serbatoio sul tetto del centro commerciale Panorama di Villorba, crolla un controsoffitto, edificio evacuato e chiuso. Il boato sentito fin nei comuni vicini, telefonate allarmate per timore di un attentato. False assunzioni, la Guardia di Finanza di Verona smantella una organizzazione che favoriva l'ingresso di clandestini per sfruttarli, 11 indagati, 3 di questi nella Marca. Camorra a nord-est, la lunga mano della malavita organizzata sulla Marca inquieta imprese e sindacati, attenzione, dicono a non abbassare la guardia. Assemblea dei lavoratori stamattina alla Stefanel di Ponte di Piave, dall'azienda che ha chiesto il concordato preventivo non arrivano certezze, i lavoratori chiedono l'intervento di Regione e Comuni. Un altro ecovandalo identificato grazie agli indizi scoperti tra i sacchi di rifiuti, accade a Povegliano, per lui 600 euro di multa. Dal 26 dicembre in pensione il comandante della Polizia Locale di Treviso, Maurizio Tondato, oggi a salutarlo ben 4 sindaci che si sono succeduti a Casugana. I 40 anni di Antena 3, domani la diretta dalle 13 alle 14 per raccontarvi la cerimonia del premio della città di Treviso. Il sindaco Conte dice: siamo cresciuti a pane e Antena 3. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano il racconto della mattinata di paura vissuta a Villorba, ma non solo a Villorba, anche in periferia a Treviso, anche a Spresiano, nei comuni limitrofi. Il boato, l'esplosione di un serbatoio sul tetto del centro commerciale Panorama. Subito si è pensato, ovviamente, in questi periodi di allerta sicurezza, a un attentato. Vediamo. Una bomba sembrava. Un boato fortissimo avvertito a diversi chilometri di distanza nei comuni limitrofi fino a Treviso. Un'esplosione che ha fatto subito pensare ad un attacco terroristico all'interno del centro commerciale di Villorba, al punto che anche il sindaco di Spresiano, Della Pietra, sulla sua pagina Facebook è stato costretto a tranquillizzare i concittadini. In merito all'esplosione si tratterebbe di un incidente e non di atto terroristico, si legge nel post. Mancano pochi minuti alle 9 quando si avverte uno scoppio fortissimo provenire dal supermercato Panorama. Alcuni frammenti volano a diversi metri di distanza, alcuni entrano addirittura nel cortile dello stabilimento Benetton. Qui impiegati ed operai escono da uffici e magazzini terrorizzati. È il panico, non si capisce cosa sia accaduto, si teme che sia esplosa una bomba. In pochi minuti sul posto arrivano diversi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e auto dei carabinieri. Il centro commerciale viene evacuato. A meno 10 alle 9 è successo un botto tremendo e in teoria è caduto giù il soffitto nella parte della macelleria, il centro commerciale Panorama. Inizialmente si pensa allo scoppio di una cella frigorifera, ma i vigili del fuoco accertano che ad esplodere è stato un serbatoio dell'acqua che si trovava sul tetto del Panorama. La deflagrazione ha causato il crollo di una porzione di soffitto della macelleria. Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente non si è fatto male a nessuno. Fortunatamente non si è fatto male a nessuno. No. Sì, eravamo io e la collega in macelleria e siamo usciti qualche secondo prima e poi è crollato il controsoffitto, insomma, siamo stati fortunati. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la mattinata, il centro commerciale è rimasto chiuso per l'intera giornata. Fortunatamente nessuno si è fatto male e qui a Villorba ora resta il ricordo di una mattinata di paura. E nelle prossime ore il sindaco di Villorba, Marco Serena, firmerà l'ordinanza di chiusura del centro commerciale. Al momento non è ancora possibile sapere quando si potrà riaprire, anche se il primo cittadino ovviamente auspica che avvenga il prima possibile. Tutti gli aggiornamenti ovviamente anche domani per capire se ci saranno novità sulla riapertura del centro e la sua agibilità. Adesso ancora la cronaca, l'operazione della Guardia di Finanza di Verona che smantella un'organizzazione che favoriva... Il blitz è scattato nelle ultime ore, la Guardia di Finanza. L'immigrazione clandestina per sfruttare i lavoratori, e la Marca è pesantemente coinvolta. Il blitz è scattato nelle ultime ore. La Guardia di Finanza di Legnago nel Veronese ha portato a termine una complessa operazione contro l'immigrazione clandestina. L'indagine ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di 11 soggetti tra stranieri e italiani, di cui 4 oggi destinatari di misure cautelari personali, 1 agli arresti domiciliari e gli altri 3 con obbligo di dimora presso il comune e la firma alla polizia giudiziaria.
per i reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, con l'utilizzo anche del sistema del caporalato. I 3 caporali sono tutti residenti nel Trevigiano ed esattamente a Sernari della Battaglia, Pieve di Soligo e Farra di Soligo. Si tratta di cittadini del Marocco a cui si rivolgeva il capo della stessa organizzazione. Loro avevano il compito sia di sorvegliare gli stranieri assunti dalle aziende sia di ingaggiare all'occorrenza ulteriori stranieri clandestini da impiegare illecitamente nelle proprie attività. In totale sono 11 soggetti di nazionalità italiana e marocchina deferiti alla Procura della Repubblica di Verona per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante produzione di documentazione fittizia, sfruttamento del lavoro, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Questo il loro modus operandi. Le 3 cooperative coinvolte hanno favorito la permanenza nel territorio italiano di oltre 500 cittadini extracomunitari tramite fittizie assunzioni, con l'aiuto anche di 2 studi di consulenza del lavoro, e nel contempo si sono servite di caporali per il reclutamento di cittadini extracomunitari da impiegare presso le aziende italiane del Triveneto operanti nel settore agricolo. I 2 studi di consulenza del lavoro coinvolti nell'inchiesta e denunciati dalle Fiamme Gialle sono di Vicenza e Padova. Le false assunzioni servivano a favorire la permanenza nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari che per ottenere la falsa assunzione dovevano sborsare fino a 400 euro sulla base di un vero e proprio tariffario. I titolari delle cooperative inoltre sono stati anche denunciati per frode fiscale per oltre 1.200.000 euro. Di Verona, ma continuano per cercare di sradicare il più possibile questo fenomeno molto presente nel territorio italiano e anche nel Triveneto. Ed ora l'inchiesta della DIA di Trieste, della Procura di Trieste contro la camorra a nord-est, il blitz di ieri, come sapete tra i 7 arrestati c'è anche un 53enne di Resana, ovviamente oggi in paese non si parla d'altro. Il nome del comune di Resana, a suo malgrado, nelle ultime ore ha conquistato le prime pagine dei giornali. Risiedeva qui infatti Francesco Iozzino, 56 anni, uno dei 7 arrestati nella maxi operazione della DIA di Trieste contro le infiltrazioni camorristiche tra Veneto e Friuli. Iozzino, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il referente dei casalesi a nord-est e, stando sempre alle indagini, avrebbe avuto il compito di recuperare i soldi investiti dalla camorra. Qui a Resana l'uomo di origini napoletane si era trasferito da qualche anno dalla Castellana, abitava nella frazione di San Marco ai confini con Castelfranco. Personalmente non lo conoscevo e ho provato a sentire qualche vicino di casa se per caso lo vedevano. Era una persona che effettivamente da pochi anni abitava a Resana e che si vedeva poco in giro. Per sindaco e cittadini di Resana, vedere il nome del proprio comune comparire in un'operazione contro la camorra è stato difficile da digerire. Sicuramente non un bellissimo effetto, da un certo punto di vista però ha anche un effetto positivo, nel senso che significa che abbiamo le forze dell'ordine che riescono a trovare anche questi casi. Una volta si sentiva parlare di queste cose, ma succedevano dove? A Roma, giù di là. E qui un po' la gente, adesso che tocca il nostro territorio, la gente comincia a parlarne. E allora speriamo che sia una cosa che finisca presto, perché comunque purtroppo non è una novità. Preoccupa? Sì. I cittadini sperano che si tratti di un caso isolato e in tal senso il sindaco rassicura: a Resana si può star tranquilli. Sicuramente è isolato a Resana, nel senso, ripeto, questo aveva la residenza a Resana, non penso non abbia mai frequentato nessuno di Resana, mi pare che i propri luoghi di interesse e luoghi d'affari era in ben altri posti rispetto a Resana. Non più uno spettro ormai, ma una presenza inquietante e pesante, quella della camorra anche nella Marca, una presenza che inquieta ovviamente il mondo economico e sindacale. Dobbiamo sempre tenere la guardia alta, perché in questo territorio è un territorio ricco e quindi sicuramente fa buona a tante persone. I legami con il clan camorristico dei Casalesi, l'arresto nella Marca di un 56enne accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso non fanno stare tranquillo il mondo economico trevigiano, che si ritrova nuovamente nel mirino della criminalità organizzata. Episodi che inquietano e fanno riflettere, secondo il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza.
Inquietano sì, non a caso proprio 2 giorni fa abbiamo rinnovato il protocollo con le forze dell'ordine, con il Tribunale, con la Procura della Repubblica, dove mettiamo a disposizione i dati del sistema camerale proprio per tenere monitorato quanto succede nella nostra realtà. Questo è uno degli elementi che dà certezza negli investimenti. Uno fa investimenti se è sicuro, se non si trova il camorrista fuori dalla porta che gli chiede la tangente o altro. Una questione che anche il mondo sindacale ha sollevato più volte. Il tema della legalità è un tema che noi proponiamo da tantissimo tempo e pensare che questo sia semplicemente in qualche modo rinchiuso all'interno di alcuni confini nazionali, penso in particolare del Sud, è un errore. Purtroppo noi sappiamo che i capitali illeciti, la mafia e le organizzazioni criminali fanno affari soprattutto dove gli affari si possono fare e il nostro territorio da questo punto di vista è a alto rischio. Bisogna alzare gli anticorpi e fare in modo che si respingano gli atteggiamenti illegali e in qualche modo invece si affermi la legalità a pieno titolo. Un'inchiesta, quella della Procura di Trieste, che come sapete è nata anche dalle truffe realizzate dal falso broker di Portoguaro tra gli arrestati da parte della DIA e della Procura. Quello del filone delle truffe di questo falso broker di Portoguaro vede tante vittime anche trevigiane. Ne abbiamo raccolto la testimonianza di uno di loro. Tramite un'amicizia di un mio amico, sì, di un conoscente, ho avuto la possibilità di fare questo contratto e di dare qualche soldo, perché alla fine ho dato 15.000 euro. Chi parla è Francesco, un nome di fantasia per tutelare la sua privacy, come ha chiesto, 52 anni, veneto, e uno dei truffati dal falso broker di Portogruaro. Io sono un imprenditore della zona del Vittoriese, Vittorio Veneto. Artigiano nel settore della meccanica, Francesco ha creduto fosse un buon investimento, fidandosi della parola che girava nel tam tam delle sue amicizie. E poi si è rivelato in effetti un bluff, perché in realtà quando sono entrato io c'era già questo problema che poi adesso si è visto in questi giorni, era già iniziato, quindi io sono entrato in una fase già di fine, diciamo, di questa operazione. A lui è andata meglio che a molti dei suoi conoscenti, tra i quali ora c'è anche chi, truffato per milioni di euro, si ritrova senza lavoro e senza alcun tipo di rendita. C'è chi ha investito parecchi soldi, perché lo so che ha investito da decine di migliaia di euro, anche centinaia di migliaia di euro. Tra i suoi amici? Tra i miei amici, sì. E quindi questo è un danno, insomma, ecco. Che poi siano finiti come sono finiti è anche ancora peggio, perché i soldi tuoi vadano a finire in cose magari che non sono legali, eccetera, e che hanno un valore, diciamo così, anche a livello sociale diverso, è una cosa che dispiace anche da questo punto di vista, insomma. Anche i suoi amici sono imprenditori, artigiani? Sì, ci sono imprenditori o anche, diciamo così, persone che lavorano per conto proprio, anche come consulenti o anche come agenti, ecco, così, insomma. Sì, no, è un po' di tutto. Sempre del Vittoriese o di altre province? No, del Vittoriese. Quanto tempo fa aveva affidato questi soldi al gagliardo? Un anno e mezzo fa. Adesso lei che cosa spera? Ad essere risarcito? Certamente, speriamo di riuscire con la legalità a riuscire a portare a casa quello che è stato dovuto e anche tutto il danno che c'è stato, insomma, ecco, perché poi queste cose qui fanno anche perdere tempo e anche dal punto di vista non solo materiale, ma anche dal punto di vista anche psicologico. Adesso la crisi di Stefanel, dopo la richiesta di concordato preventivo, stamane l'assemblea dei lavoratori a Ponte di Piave, sindacati e lavoratori che chiedono certezze e garanzie all'azienda e chiedono alla Regione di intervenire. Noi dobbiamo sapere che cosa ha intenzione l'azienda di fare di questi lavoratori e di che cosa intende fare di questo sito di Ponte di Piave. Tornano a invocare chiarezza i sindacati sul futuro che attende i lavoratori della Stefanel SPA, storico gruppo che solo a Ponte di Piave conta 89 dipendenti, 250 in tutta Italia, circa 800 nel mondo. Dopo la richiesta di concordato preventivo, i lavoratori sono in allarme e in mattinata hanno partecipato in maniera massiccia all'incontro con i sindacati. È stata un'assemblea molto partecipata, anche perché dovevamo riferire quanto l'azienda ci ha detto 2 giorni fa. In quest'ultimo incontro con l'azienda noi volevamo, di la verità, avere tante risposte, cosa però che non è avvenuta. Mancano risposte certe e il tempo stringe, ammonisce Furlan. In questo momento è anche fondamentale la tempestività,
Gli ammortizzatori sociali sono legati anche a dei fondi stanziati ogni anno e che si esauriscono anche molto velocemente. Ed è per questo motivo che noi abbiamo a questo punto, non avendo avuto risposte dall'azienda, chiesto l'intervento della Regione. L'appello è all'assessore di comparto Elena Donazzan, ma questo non è il solo passo che i lavoratori hanno chiesto di compiere in queste ore ai loro rappresentanti. Abbiamo anche condiviso insieme di contattare i sindaci della zona, sono già stati contattati i sindaci di Salgareda, di San Biagio, andremo a contattare il sindaco di Oderzo e anche il commissario di Ponte di Piave. Riteniamo che tutto il territorio deve essere coinvolto in questa vertenza, in questa situazione, perché il marchio Stefanel è un marchio legato a questo territorio e noi non vogliamo che ce lo portino via. Sono già oltre 400 le firme raccolte contro la piantumazione di un vigneto nel terreno accanto all'asilo di San Giacomo di Veglia, lo abbiamo raccontato qualche giorno fa, petizione promossa dai genitori dei bambini che frequentano la struttura, genitori che hanno espresso anche soddisfazione per l'appoggio all'iniziativa incassato dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto durante il Consiglio Comunale di ieri sera. Vediamo in queste immagini, le famiglie fanno sapere che proseguiranno nella raccolta firme in attesa di un confronto con la proprietà del fondo, a cui lo stesso sindaco Roberto Tonona ha inviato una lettera per chiedere un incontro chiarificatore. Torniamo a Treviso, torniamo nel capoluogo della Marca per parlare dell'addio di Maurizio Tondato, il comandante della Polizia Locale di Treviso che dal 26 dicembre va in pensione, è già stato salutato da ben 4 sindaci, ha tracciato anche un bilancio dei suoi anni in città. Sono venuto a salutarlo e a ringraziarlo per quello che ha dato alla città di Treviso, ma particolarmente ai cittadini e al comune di Treviso. Giancarlo Gentilini, ma anche Giampaolo Gobbo, Giovanni Manildo e Mario Conte a Palazzo Rinaldi per salutare Maurizio Tondato, prima dirigente degli affari generali, poi comandante della Polizia Locale di Treviso, che a 63 anni se ne va in pensione, uno dei 3 dirigenti storici che lascia Cassugana, e la selezione del suo successore è ancora in corso. Oggi la festa era però tutta per lui, che si è emozionato fino alla commozione ringraziando i suoi collaboratori. Le amministrazioni sono cambiate, sono andate da destra a sinistra, tu sei rimasto sempre lo stesso, con gli stessi valori, con la stessa serietà e con la stessa determinazione di trovare delle soluzioni. 2 anni al comando della locale sotto 2 diverse compagini politiche, con l'input che i vigili fossero più presenti sul territorio. Tondato lascia, dice, una città con una maggiore percezione di sicurezza. Soddisfazioni ne ho ottenute perché siamo riusciti, diciamo, a garantire risultati importanti sia in termini di sicurezza, sia nei confronti dei cittadini, sia in termini di contrasto allo spaccio della droga, sia alla tutela dell'ambiente, sia sicurezza stradale. Pertanto la nostra attività è stata un'attività a 360 gradi e penso di andarmene con un motivo di soddisfazione e di orgoglio per aver contribuito, spero, a migliorare la qualità del servizio della nostra polizia locale. Infine la poesia che gli hanno dedicato i suoi collaboratori. Gran passione e briglia sciolta, qualche volta sbraita e sbotta, ma che ci volete fare? Ha i suoi gatti da pelare. Un applauso a quest'uomo per la tempra da campione, che si goda soddisfatto libertà, casa e pensione. Un altro ecovandalo identificato grazie agli indizi scoperti tra i sacchi di rifiuti accade a Povegliano, dove il comune aveva segnalato alla vigilanza ambientale una zona sensibile presso Via Levada al confine con Camalò, luogo di abbandono di immondizie. Gli addetti hanno svolto approfondite indagini per risalire all'autore di questo abbandono, una dozzina di sacchi neri sparsi per 500 metri, un uomo di Villorba al quale adesso è stata comminata una multa di 600 euro. E adesso per parlare di nuovo di Antenna 3 e dei suoi 40 anni, domani una diretta speciale dalle 13 alle 14, che è il giorno della cerimonia per un riconoscimento della città di Treviso alla nostra emittente.
A Treviso siamo tutti cresciuti a pane ed Antena 3, perché ricordo che fin da piccolissimo l'appuntamento era con il TG di Antena 3 per vedere appunto le notizie quotidiane in città, e oggi è ancora così. Lui, il primo cittadino di Treviso in quel dicembre 1978, non era ancora nato e come tantissimi poi quel nome crescendo lo ha visto e sentito ogni giorno, meglio, ogni sera, nelle case di tutti, per sapere cos'era successo. I fatti, le notizie, le storie, le voci, i volti. Prima di Treviso, poi del Veneto intero, ma non poteva che essere il capoluogo della Marca dove tutto è nato a fare gli auguri più importanti ad Antena 3. Non possiamo che rinnovare questo matrimonio, lo faremo proprio in questa sala, la sala degli affreschi tra la città di Treviso ed Antena 3, perché ci siano ancora 100 lunghi anni di grande attività e di informazione corretta nel nostro territorio. Domani seguiremo in diretta dalle 13 alle 14 la cerimonia che vedrà proprio il sindaco conferire un riconoscimento speciale ad Antena 3, a ritirarlo l'editore Filippo Iannakopoulos. Un riconoscimento che potrebbe essere un antipasto di un altro premio importantissimo, il Totila d'Oro, per il quale la nostra emittente è in lizza, candidata per la sua attività di informazione che non si ferma da 40 anni, al servizio di chi dall'altra parte del televisore ha scelto di sapere cosa accadeva nel proprio territorio. Abbiamo visto anche in occasione degli ultimi purtroppo avvenimenti tragici del Bellunese, l'emittente Antena 3 è stata uno strumento fondamentale per informare in tempo diretto i cittadini, quindi un lavoro straordinario per la nostra comunità, un lavoro eccezionale nei territori che ricopre con le proprie emittenti. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, è tempo di bilanci per la Confartigianato di Castelfranco che per il 2019 punta a coinvolgere i ragazzi alla scoperta delle opportunità offerte dalle imprese artigiane. La Confartigianato di Castelfranco guarda al futuro. È proprio il caso di dirlo perché per il 2019 l'associazione è pronta a coinvolgere i più giovani nelle sue attività. Da un lato portando avanti progetti di alternanza scuola-lavoro, dall'altro ridando agli artigiani quella dignità andata persa nel tempo e facendola riscoprire proprio ai ragazzi. È vero che l'artigiano, dandosi da fare, è riuscito a realizzarsi. Sicuramente oggi questa figura non è più vista molto bene dai giovani, in quanto secondo me sono un po' deviati da altre cose. L'idea è quella di organizzare degli open day per gli studenti che avranno così la possibilità di scoprire quelle che sono le opportunità offerte dal mondo dell'artigianato. Aprire le nostre aziende come si aprono le scuole per far conoscere le varie attività che noi facciamo, e sono tantissime, dove tutti i giovani entrando in un'impresa artigiana hanno la possibilità di crescere, arrivando con poca conoscenza, con poca professionalità, possono uscire dopo 2 o 3 anni sicuramente con un'elevata professionalità. Professionalità che purtroppo in alcuni settori ancora mancano. Il 2018 per la Confartigianato di Castelfranco, che ha festeggiato i 60 anni di attività, si chiude positivamente con 64 nuove aziende associate. Meno positivo lo stato di salute delle imprese artigiane del territorio, soprattutto in alcuni settori. La crisi dei trasportatori che non trovano dipendenti, quindi vuol dire che attività c'è da fare. Il comparto edile manca di nuove leve, di nuove forze professionali. Spettacoli, adesso la cultura, grande serata domani al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso. Vediamo perché nel prossimo servizio. È iniziato il conto alla rovescia, domani si apriranno le porte del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso e prenderà il via il gran concerto di Natale per mio figlio. Ospite d'onore il tenore Francesco Grollo. L'appuntamento è per domani 20 dicembre alle 20:30. Ci sarà questo concerto con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Coro Filarmonico del Veneto, diretti dal maestro Marco Titotto. Questo grande concerto dove tutto il ricavato andrà a favore dell'associazione Onlus per mio figlio. Un grande progetto con l'azienda US2 della Marca trevigiana,
l'Associazione per mio figlio e il Teatro Comunale. Si tratta di un progetto importante dell'ULSS 2 Marca Trevigiana che ha anche l'obiettivo di sostenere le iniziative di umanizzazione delle cure del bambino ospedalizzato, un concerto di beneficenza a cui sono invitati tutti i trevigiani. I biglietti si potranno trovare presso la biglietteria del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, molto importante perché abbiamo creato un unico naturalmente luogo dove le persone possono recarsi a comprare i biglietti. Questo è uno degli eventi per sostenere la pediatria, un concerto voluto dall'ULSS 2, dall'Associazione per mio figlio Onlus e dal Teatro Comunale. Si intitola Gran concerto di Natale per mio figlio. Vogliamo fare un omaggio alla grande musica, non mancherà sicuramente qualche canto natalizio di tradizione, ma anche qualche chicca. Vogliamo sostenere soprattutto la grande cultura, la grande musica e che sia un abbraccio per tutto il pubblico. Vogliamo abbracciare il pubblico e fargli sentire attraverso la musica una grande festa di Natale a sostegno poi dei bambini. Il nostro viaggio tra i presepi: si può creare una natività anche con gli scarti delle pannocchie? Si può, guardate. Holy night, the stars are brightly shining. Quando avevo le nipotine piccole così volevo far vedere che bene o male insomma si poteva fare i presepi anche senza spendere un sacco di soldi, di statuine, e così mi è venuta un po' di ispirazione, ho provato. I primi erano così e così, ma adesso mi sono un po' perfezionata, diciamo, e ho fatti diversi e vedo che piacciono, allora ho detto ma perché no tenerne uno così. Spieghiamo di che materiali sono fatti. Sono fatti di quelli delle pannocchie, diciamo, i bottoli, scartosse e disegno indietro, e senza spendere niente, solo la lucetta, diciamo, e si fa con le cose naturali, ecco, le cose che si trovano in campagna, così. Auguri di buone feste, Natale e specialmente in salute a tutti. A 20:10 fra pochissimo con Ferdinando Avarino, due esperti di finanza e risparmi come Fabio Menone e Riccardo Donati per parlare proprio di risparmio, di sicurezza e trasparenza sui risparmi, fra pochissimo. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma la tendenza è per un miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi al mattino, specie su Veneziano e Rodigino, dove non si escludono delle residue precipitazioni a carattere sparso. Più sole invece altrove. Col passare delle ore andrà decisamente meglio, con fenomeni in esaurimento e ampio soleggiamento ovunque. Temperature minime tra -1 e 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione infatti non cambia di molto, anche sulla nostra regione saranno possibili al mattino dei locali piovaschi, specie sul Goriziano e sul Triestino, ma migliorerà già dal pomeriggio con tanto sole ovunque. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno e sgombro da nubi pressoché su tutti i settori della regione, salvo per qualche nevicata sulle aree alpine di confine. Temperature minime tra -2 e -1 grado. Valori massimi compresi invece tra 3 e 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus
Bonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.